Appena terminata la sfida di campionato tra Palermo Academy Calcio e Academy Panormus, risultato di 1-2 in rimonta. Siamo qui con il tecnico della formazione di casa, mister Davide Santalucia. Le chiedo che partita è stata. Ma guarda, è stata una partita bella, fra due belle squadre. Credo che non meritavamo questa sconfitta per quello che abbiamo oggi creato, per la determinazione, per la grinta che hanno messo i ragazzi in campo. Purtroppo il calcio è questo, l'episodio ancora una volta ci ha condannati, come è stato anche nella partita di andata della prima giornata di campionato a Castelvetrano. Anche oggi è successo la stessa cosa. Io sono contentissimo, orgoglioso dei miei ragazzi, perché hanno giocato un bel calcio, hanno prodotto tanto, forse meritavamo, anzi sicuramente meritavamo qualcosa in più. Noi siamo un gruppo che ha cambiato tanto, quasi totalmente nuovo, però già a parte i risultati secondo me siamo sulla buona strada. Ci vuole tempo, ci vuole che questi ragazzi incominciano a conoscersi ancora meglio, però sono convinto che daremo filo da torcere a tutti e che alla lunga usciremo fuori. Oggi è stata comunque una partita che avevamo in mano, poi è cambiata soprattutto nel secondo tempo con qualche episodio discutibile, però fa parte del calcio. A me interessa la prestazione, a me interessa quello che i ragazzi hanno dato e sono orgoglioso di loro e sono contentissimo, e l'applauso finale di tutta la gente che oggi era numerosa è il segno di aver dato tutto e di aver fatto una grande partita, e di questo devo ringraziare i ragazzi, e il merito è dei ragazzi. Una grandissima prestazione, ma su tutti vorrei citare due giocatori, Messina e Riera. Un pensiero su di loro. Messina e Riera sono due giocatori. Riera è un ragazzo che conosco già da tempo, perché a parte l'anno scorso è stato con me, tra l'altro è uno di quei ragazzini che è cresciuto con me da bambino, ha tanti margini di miglioramento, si deve adattare a questo campionato, però anche lui oggi ha dimostrato di poter fare bene, di poter crescere, e sono contento per lui. Ma non avevo dubbi. Messina, anche lui è un ragazzino che è stato con me in passato, è tornato con me quest'anno, ha fatto una grande prestazione, ha dato tutto, devo dire è stato, non dico determinante, però è stato molto sicuro. Non dico determinante perché non è stato impegnato tanto, sui gol, sui due episodi non poteva secondo me fare di più. Adesso invece diamo uno sguardo al futuro. Prossima partita contro il Santa Sofia. Un po' la spaventa la classifica? No, non mi spaventa, perché abbiamo fatto, ripeto, come ho detto prima, solo gli episodi sia nella prima partita che anche in questa ci hanno condannato. Le prestazioni no, la squadra io la vedo in crescita, e poi il campionato è lungo, siamo alla seconda giornata, non mi è mai capitato personalmente di partire con due sconfitte, però sono quelle sconfitte che fanno bene secondo me al gruppo, alla squadra. Tra l'altro loro hanno una squadra secondo me per arrivare ai vertici della classifica, è un gruppo già che lavora da tanto tempo insieme, però oggi credo che i miei non sono stati meno, anzi hanno dato qualcosa secondo me in più, ed essendo un gruppo che è nato adesso posso solo essere orgoglioso di loro. Un pensiero sulla prossima sfida? Sulla prossima sfida l'avversario è un avversario che sul loro campo è tosto, non li ho mai incontrati, però mi hanno parlato di un gruppo tosto, un campo dove loro giocano bene, noi sicuramente andremo lì come tutte le partite per vincere e soprattutto per fare una grande prestazione. Questo secondo me viene prima della vittoria.